Open Day oggi al liceo classico per illustrare le attività che il liceo organizza e anche l'offerta formativa per il prossimo anno. Sì, Open Day oggi al liceo classico è un bellissimo pomeriggio intenso, ricco di emozioni. Siamo nell'aula per esempio del debate, dove i ragazzi si stanno cimentando in questa pratica dialogica che già da diversi anni ormai è un punto di forza della nostra scuola, nuova metodologia didattica che utilizziamo anche in preparazione agli esami di Stato. È chiaro che ogni aula è stata proprio animata dai nostri studenti, che sono i veri protagonisti del nostro Open Day, o come amiamo dire noi, scuola aperta a tutti, riprendendo l'articolo 34 della Costituzione italiana. Abbiamo laboratori di teatro, abbiamo laboratori chiaramente anche musicali, perché oggi si presenta il liceo classico e anche il liceo musicale nella nostra sede, e quindi i giovani si stanno veramente spendendo per il nostro amato liceo, e siamo tutti qui insomma per accogliere i ragazzi delle scuole medie del territorio. Presentiamo i vari indirizzi, quindi tutta la nostra offerta formativa, ma anche le attività extracurricolari che coronano chiaramente il nostro percorso di apprendimento. Volto sempre alla scoperta dei talenti. Vedrete anche ragazzi che recitano, ragazzi che in qualche modo forse si sono scoperti per la prima volta dei talenti che non conoscevano, e questo a noi piace perché andiamo anche al di là delle discipline. Diciamo che la scuola si fa strumento per poter offrire delle opportunità, quindi il liceo diventa protagonista insieme a chi lo frequenta, e siamo certi che chi sceglierà la nostra scuola vedrà chiaramente anche bene quelle che possono essere le prospettive future, perché la scuola vuole innanzitutto orientare. Perché scegliere il classico? Un motivo in più? Un motivo in più perché il classico alla fine ti insegna anche una metodologia che va al di là delle competenze prettamente epistemologiche, quindi in qualche modo attraverso le discipline ti formi un metodo, una forma mentis, ma soprattutto impari anche ad accettare le sfide, a poter in qualche modo metterti alla prova, e grazie alla cultura classica, come diciamo anche noi nel nostro slogan quest'anno sull'orientamento, in qualche modo ti poni le basi per poter costruirti anche un futuro migliore. Da più parti vengono messaggi molto spesso di grande tragedia, di grande disperazione, quindi l'istruzione diventa un baluardo anche contro questo tipo di disperazione. Vogliamo in qualche modo offrire anche un'ancora che possa dare ai ragazzi quella leva attraverso cui sollevarsi per poter scegliere bene il loro futuro, perché scegliendo bene loro migliorano anche la nostra società. Ci saranno altri appuntamenti? Sì, a gennaio avremo il secondo Open Day e probabilmente continueremo i laboratori nelle aule scolastiche ogni sabato, perché sono stati molto frequentati e in questo modo i ragazzi diventano alunni per un giorno e quindi entrano a contatto con le discipline, per poter anche in qualche modo cogliere la peculiarità di ogni disciplina e capire che quello che magari li spaventa non è poi così insormontabile, perché non c'è niente di difficile quando si è ben guidati e quando si ci mette in gioco con tanta buona volontà, quella che sicuramente i nostri ragazzi hanno.